Un minuto di silenzio ieri a Palermo alle 16:58, l'ora in cui 32 anni fa avvenne l'attentato mafioso in cui perse la vita il magistrato Borsellino e gli agenti della sua scorta. Scoperte ben 6 tentate truffe agli anziani tra i comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro dai carabinieri, grazie anche al video realizzato dall'Arma che vede come testimonial l'attore Lino Banfi. Manifestazione ieri pomeriggio all'ex Villa del Sole in occasione dell'anniversario della frana. Mazzi di fiori e un manifesto funebre posti all'ingresso per testimoniare lo scempio urbanistico perpetrato su volontà dell'amministrazione comunale di Agrigento. Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello il concorso scolastico nazionale per l'anno 24-25 dal tema Io e i miei nonni, organizzato dalla CISL Pensionati Nazionale. Ancora no per la seconda volta all'aumento della Tari da parte dei consiglieri comunali di Favara. Al via ieri il nuovo spettacolo dello Stelai di Agrigento, una nuova performance della Fatteri Production abbinata a una cena tipica siciliana. Si è svolto a Porto Empedocle il Memorial Andrea Camilleri organizzato dall'associazione Oltrevigata Visit Agrigento con il patrocinio del comune di Porto Empedocle. Presentato oggi alla stampa la nuova società calcistica di Favara, nata dalla fusione con i Nicatti Calcio, si chiama Castrum. Con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale, un minuto di silenzio in via D'Amelio a Palermo, ieri alle 16:58, l'ora in cui il 19 luglio del 1992 avvenne l'attentato mafioso in cui perse la vita il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta, il servizio da Palermo. Alle 16:58 di ieri in via D'Amelio a Palermo, un minuto di silenzio per ricordare la strage che 32 anni fa costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e a 5 agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Eddi Cosina, Agostino Catalano e Claudia Traina. Sul palco allestito dal movimento delle Agende Rosse sono presenti i parenti delle vittime della mafia. Insieme a Salvatore Borsellino, tanti tra i partecipanti hanno alzato al cielo un'agenda rossa, simbolo della ricerca e verità ancora purtroppo incompleta sull'attentato. Il presidente Mattarella è intervenuto con un suo messaggio dicendo tra l'altro con atti spietati di guerra si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società. Le istituzioni e i cittadini lo hanno impedito. Gli assassini a capo dell'organizzazione criminale sono stati assicurati alla giustizia. Il sacrificio di chi ha difeso la legalità e la libertà è divenuto simbolo di probità e di riscatto. Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto far sentire la sua vicinanza, sottolineando sui social che il coraggio e l'esempio di Borsellino vivono nell'impegno delle donne e degli uomini che anche oggi portano avanti la lotta alla criminalità organizzata. Oggi siete qui come sindacato di polizia proprio per dire fuori la mafia dallo Stato. Fuori la mafia dallo Stato è il grido più forte e disperato che un servitore dello Stato possa gridare. Sono passati 32 anni da quelle stragi, sono passate sentenze, sono passati libri, sono passati articoli di giornale, sono passate inchieste e indagini e ancora dopo 32 anni la verità confermata giudiziaria su quelle stragi non è venuta fuori. Noi per il sangue innocente che è stato sparso in questa strada continuiamo a pretendere verità e giustizia, continuiamo a pretendere che i nostri colleghi che sono morti in questa strada perché tutti potessimo continuare a vivere come era giusto che facessimo possano avere il riposo che solo la verità può loro dare. Siamo qui e lo facciamo in opposizione a tutte le passerelle mediatiche di tutti coloro i quali vengono per ricordare, come se volessero in qualche modo sanare i loro bisogni dopo che hanno dimenticato. Invece no, siamo qui per fare memoria, non per ricordare, per fare in modo che chi ha vissuto il dramma di quegli anni, chi ha perso la vita,
possa veramente, diciamo, assieme a noi e sulle nostre gambe guardare a un futuro che i siciliani meritano. La nostra performance ha voluto proprio mandare un messaggio molto chiaro, perché noi non le abbiamo vissute le stragi, però abbiamo letto quasi 10.000 pagine di sentenze per essere informati sui fatti e sulle responsabilità che riguardano funzionari di Stato che hanno agito alle spalle appunto di tanti magistrati che sono morti appunto per servire veramente il nostro Paese. Negli ultimi giorni si sono registrati ben 6 casi di tentate truffe ad anziani tra i comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, grazie all'intervento dell'Arma dei Carabinieri, il servizio. Negli ultimi giorni si sono registrati ben 6 casi di tentate truffe ad anziani tra i comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro, sventate grazie all'iniziativa delle vittime che hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112 dei Carabinieri. Le persone tra gli 80 e i 90 anni hanno ricevuto telefonate da un uomo presentatosi come maresciallo dei Carabinieri, il quale, dopo aver prospettato il coinvolgimento dei figli in un incidente stradale, ha richiesto ingenti somme di denaro, gioielli da consegnare a dei loro incaricati per evitare conseguenze giudiziarie e quindi l'arresto. In alcuni casi, quando le vittime non erano sole in casa, l'interlocutore, per apparire più credibile, ha invitato il coniuge presente a recarsi presso la vicina stazione dei Carabinieri. L'espediente è utilizzato per allontanare i parenti conviventi dall'abitazione e agire in quel momento per la sottrazione del denaro quando la vittima è sola, cercando di mantenerla in costante contatto telefonico, impedendole così di comunicare con l'esterno. In questi casi la chiamata alla centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri ha consentito di impedire la truffa e avviare subito le indagini. L'informazione si presenta quindi come uno strumento fondamentale per prevenire le truffe e tutelare le fasce più vulnerabili. Il Comando Generale dell'Arma recentemente ha anche diffuso un video realizzato con un testimone d'eccellenza che è appunto l'attore Lino Banfi, con l'intento di raggiungere un pubblico sempre più esteso. Il Comando Provinciale di Agrigento continua la sua azione di sensibilizzazione non solo in favore delle persone anziane, ma anche dei più giovani, che possono così contribuire a diffondere ai familiari i consigli per difendersi. Gli inviti più importanti: non aderire a richieste telefoniche di denaro, non aprire la porta a sconosciuti, contattare immediatamente il 112 anche per un solo e semplice consiglio. Manifestazioni ieri pomeriggio ad Agrigento in occasione del 58° anniversario della frana del 1966. Nel centro storico, deposti fiori all'ingresso della Villa del Sole per gli scempi urbanistici effettuati nella ormai denominata ex Villa del Sole da parte di tanti operatori culturali. Il servizio. Manifestazione ieri pomeriggio ad Agrigento in occasione del 58° anniversario della frana del 66. Nel centro storico, deposi dei fiori all'ingresso della Villa del Sole per gli scempi urbanistici effettuati nell'ormai ex Villa del Sole da parte di tanti operatori culturali, tra questi anche Paolo Cilona, che afferma come la frana salvò il più grande patrimonio archeologico del Mediterraneo. Oggi, nella duplice commemorazione, è stata pure celebrata la fine dell'ingloriosa Villa del Sole per dare spazio ancora a colate di cemento. Sull'ingresso dell'ex villa è stato affisso un manifesto a lutto e deposto tanti fiori e richiamati per nome i consiglieri comunali che hanno votato il sì all'approvazione alla variante urbanistica del PRG. Perché Agrigento deve ringraziare la frana se ha salvato il suo patrimonio archeologico e monumentale e ha messo fine ad una serie di violenze sul territorio. Purtroppo oggi ci accorgiamo che sono ritornate sulla scena coloro i quali vogliono distruggere il territorio della nostra città. Siamo pochi, ma siamo qui pronti a fare la nostra battaglia, perché questa è l'unica opposizione, perché in questo atto deliberativo, nell'atto del ringraziamento dell'assessore Vaccaro, dice in consiglio non c'è opposizione, siamo tutti uguali, e ringraziava per lo scempio che sarà fatto dopo. Quindi, cari amici, siamo qui per ricordare la frana e per purtroppo partecipare con commozione alla morte della Villa del Sole. Riteniamo che su questa
su questa opera pubblica che insiste in un'area molto importante. Ancora aspettiamo delle spiegazioni, sia in merito alle scelte iniziali, che sono quelle di natura urbanistica, e sulla reale necessità di quest'opera in questo posto per la città di Agrigento, ma soprattutto in merito alle modalità esecutive, che ci sembrano abbastanza differenti da quelle che erano le intenzioni progettuali. Io ricordo che noi circa 12 anni fa, noi come Agrigento Punta a Capo, ma insieme ad altre associazioni, movimenti civici, cittadini liberi, che oggi hanno cambiato mestiere, qualcuno è diventato consigliere comunale, qualcun altro si è sistemato altrove. Ricordo che abbiamo combattuto insieme a gente anziana, c'era il professor Agnello, ricordo, Dottor Allotta. Il dottor Allotta. Abbiamo lottato per impedire che si realizzasse una tensostruttura alta 12 metri che avrebbe impedito la vista della Villa del Sole. E ci riuscimmo, perché quel progetto venne abrogato, venne annullato. Oggi ci ritroviamo qua a distanza di 12 anni a lottare nuovamente. Ci abbiamo provato per salvare la Villa del Sole, ci abbiamo provato in più fasi, in più step, altra gente, altri movimenti, altre persone, ma noi ci siamo sempre. Abbiamo provato ad impedirlo questo scempio, questa, chiamiamola, ruberia del bene pubblico per cambiare destinazione d'uso alla Villa del Sole, che oggi chiamiamo ex Villa del Sole. Aspettiamo ancora i chiarimenti che annunciò il primo cittadino quando disse che avrebbe fatto una nota stampa o qualcosa del genere per chiarire tutto quello che girava intorno a questo progetto nefasto. Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello il concorso scolastico nazionale per l'anno 24-25 dal tema Io e i miei nonni, esperienze e riflessioni. Presente il segretario nazionale della FNP Pensionati della CISL Antonio Di Donè e Giuseppe Zola, presidente dell'associazione Nonni 2.0. Noi abbiamo seguito l'evento. Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello il concorso scolastico nazionale 2024-2025 dal tema Io e i miei nonni, esperienze e riflessioni. Presente il segretario nazionale della FNP Pensionati della CISL Antonio Di Donè, Giuseppe Zola, presidente Associazioni Nonni 2.0, ha portato il saluto alla città il sindaco Francesco Miccichè, presente anche il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, tra relatori anche il segretario provinciale della CISL Agrigento Enna Caltanissetta Carmela Petralia. I lavori sono stati introdotti da Maria Rosaria Aquilone, segretaria regionale FNP CISL Pensionati. Siamo ad Agrigento, innanzitutto una bellissima città che sarà il prossimo anno città della cultura e in un posto bellissimo che io non conoscevo, al Teatro Pirandello, nel pieno centro della città, in questo bellissimo palazzo barocco. Detto questo, oggi siamo qui appunto per presentare questo concorso che verrà fatto in tutte le scuole in collaborazione con Nonni 2.0, questo concorso che dà la possibilità ai scolari di tutte le età, scuole elementari, medie e superiori, di esprimere dei pensieri sui nonni. È un'esperienza che è già stata fatta a Milano, che ha avuto grande successo, ed è incredibile quando si leggono questi pensieri che i nipoti rivolgono ai nonni. È bellissimo perché stiamo vivendo un periodo storico incredibile in cui 4 generazioni convivono insieme, in cui gli anziani over 65 hanno superato i 15 anni, purtroppo, lo ripeto, ma questa possibilità di conoscere a lungo i nonni anche in età adulta io credo che sia una cosa bellissima. Io questa fortuna non l'ho avuta, quindi sono generazioni longeve e grazie a Dio questa cosa c'è. E questo significa testimonianza di un impegno che la sua associazione, la FNP Pensionati della CISL,
Sì, avanti. Noi sul rapporto tra generazioni e sul rapporto intergenerazionale siamo molto impegnati, È una cosa in cui ci crediamo, perché senza passato non ci sarà futuro, ma soprattutto chiediamo ai giovani una cosa molto chiara e molto precisa: il rispetto per l'anzianità, quello che c'era nell'antica Grecia, c'era nell'antica Roma e c'era anche 50 anni, 60 anni fa nelle nostre campagne, nelle cascine e nei paesini. Questo rispetto per l'anzianità, per l'esperienza, deve ritornare in voga. E chiedo ai giovani appunto questo rapporto intergenerazionale di dignità e rispetto. Quando un vecchio ha bisogno d'aiuto, bisogna dargli l'aiuto e non bisogna vergognarsi a chiederlo ai giovani. Ecco, parliamo di questa iniziativa. Avete scelto proprio Agrigento per presentare questo progetto della CISL Pensionati in collaborazione con la vostra associazione? Sì, abbiamo più che scelto, ci è capitato di fare degli incontri sorprendenti con la CISL Pensionati della Sicilia e quella nazionale. Ci siamo trovati nel giudicare in modo molto positivo la presenza dei nonni nel nostro paese, per cui continuando in questo ragionamento abbiamo detto: perché non organizziamo insieme un concorso scolastico per vedere che cosa i nipoti pensano dei nonni. E abbiamo approfittato, dico la parola approfittato in modo improprio, però abbiamo approfittato del fatto che la città di Agrigento sarà capitale italiana della cultura per far partire da questo luogo l'ipotesi appunto di un concorso scolastico in cui tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori, possono parlare dei propri nonni, dire le proprie esperienze, fare le proprie riflessioni. Penso che sia un modo come un altro per far capire sia ai ragazzi sia ai nonni che ciascuno di noi viene da una storia, non viene dal nulla. E i nonni sono la rappresentazione fisica, con la loro solo presenza, di questo, cioè che veniamo da una grande storia, che dobbiamo continuarla e che dobbiamo anche imparare dalla tradizione del passato. Ci sarà una valutazione poi di questi elaborati? Sì, ci sarà una valutazione, saranno dati dei premi ai primi 3 delle elementari, ai primi 3 delle medie, ai primi 3 delle superiori. La premiazione avverrà in Agrigento, credo verso fine maggio, e quindi sarà un momento molto importante. Spero che diventi veramente un gesto di livello nazionale, perché tutto il paese deve sapere che i nonni sono un fattore determinante che tiene insieme tutta la nostra nazione. Lusingato per ospitare proprio la CISL Pensionati è un progetto che va avanti da mesi. Mi è stato chiesto l'ospitalità, immediatamente è stata data, perché penso che è un progetto ambizioso, unire quindi i nonni con i giovani e questa miscellanea di età, questa miscellanea anche di mentalità e questa miscellanea di culture, penso che sia fondamentale anche per la crescita della nostra futura classe sociale. Hanno scelto Agrigento per ora è al centro del ciclone, anche questo è cultura. Penso che l'evento avrà ottimi risultati, tant'è che mi hanno chiesto che le future premiazioni le vorranno effettuare proprio in questa meravigliosa location del Teatro Pirandello. Sì, oggi un'interessante iniziativa che crediamo è importante perché coinvolge attivamente le giovani generazioni, che sappiamo essere baluardo di cultura e che può servire appunto per un duplice obiettivo. Da una parte sicuramente quello di rinsaldare il dialogo intergenerazionale tra giovani e adulti, che oggi purtroppo nella società in cui ci troviamo un po' è venuto meno. E l'altro è anche un interessante dato, che è quello di riscoprire la scrittura tradizionale.
tradizionale. Infatti il concorso di idee che verrà lanciato prevede appunto l'elaborato sulla figura del nonno, e questo diventa importante in una società in cui i giovani oggi utilizzano sistemi informatici di comunicazione, telematici appunto e informatici. È importante appunto riscoprire il ruolo della scrittura tradizionale. Noi siamo molto contenti oggi di svolgere questa iniziativa in questa suggestiva location e che si inserisca anche nel solco delle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. Un'iniziativa che unisce proprio il mondo dei giovani con il mondo dei pensionati, cui la CISL è sempre molto attenta, segretario. Assolutamente sì, soprattutto nelle nostre aree interne, in cui sappiamo che l'andamento demografico prevede la maggior parte appunto di persone adulte, e quindi è importante ristabilire quel dialogo tra le giovani generazioni e il mondo degli anziani, perché gli anziani oggi devono essere visti appunto come una risorsa, lo sono di fatto, perché hanno creato nel tempo un welfare parallelo che aiutano le famiglie in tutti gli ambiti, non solo con i figli ma anche con i genitori anziani, e anche finanziariamente sono un sostegno alle famiglie, quindi è ovvio che vanno valorizzati e c'è il ruolo degli anziani nella società è chiaramente insostituibile. Il progetto parte da qui come presentazione, coinvolge un settore fondamentale dell'economia italiana, che è quello dei nonni, perché da economista dico che il 40% delle famiglie italiane basa la propria economia proprio sull'appoggio ai nonni, che è un appoggio non soltanto fisico, ma anche, devo dire, economico. Il tema della valorizzazione del ruolo dei nonni all'interno dei contesti familiari e quindi del significato che il nonno ha nella economia generale di un paese è certamente un tema che va attenzionato, quindi va dato merito all'organizzazione per questo tema scelto così, devo dire, anche delicato, che coinvolge in qualche maniera pure le corde del cuore. Per cui è un piacere che proprio da Agrigento, e quindi un altro anno la celebrazione di questa iniziativa che vedrà il termine con questo premio finale, questo concorso che verrà sostanzialmente celebrato, prenda proprio le mosse adesso e che diventa quindi un elemento di partenza per una celebrazione che un altro anno potremo inserire all'interno del calendario della Capitale della Cultura. Il Consiglio Comunale di Favara, riunitosi in sessione urgente, ha bocciato nuovamente per la seconda volta il piano economico-finanziario del servizio rifiuti e la Tari. Ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Bocciato per la seconda volta consecutiva il PEF, il piano economico finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Favara. Di conseguenza non si è potuta determinare anche la Tari per gli anni 2024 e 2025. Il Consiglio Comunale favarese era stato convocato in sessione urgente dalla Presidente Miriam Mignemi su richiesta del Sindaco Antonio Palumbo in seguito alla bocciatura del PEF da parte del Consiglio Comunale nella seduta di lunedì scorso. Consiglio Comunale che ha reiterato il no al PEF poiché, a dire dei consiglieri di opposizione che lo hanno bocciato, determinava un aumento del costo del servizio di circa 700.000 euro per l'anno 2024 e di ulteriori 500.000 euro per il 2025. E così, dopo una discussione che ha messo in evidenza le criticità del servizio ma anche l'elevato costo con un aumento di anno in anno, è arrivato nuovamente il voto negativo. A nulla è valso l'appello del sindaco che ha evidenziato il fatto che l'aumento non è dovuto a una determinazione del sindaco e della sua amministrazione, ma all'indice Istat e al costo del conferimento in discarica dei rifiuti. A dire no sono stati 10 consiglieri: Lentini, Nobile, Maglio, Dalle Cardillo, Pitruzzella, Lombardo, Vullo, Virone, Indelicato e Cipolla. Il sì invece è arrivato da 6 consiglieri: Milazzo, Sorce, Bellavia, San Fratello, Cucchiara, Airofarulla, mentre il presidente Mignemi si è astenuta. Proprio ieri era l'ultimo giorno utile per l'approvazione. Ma che cosa succede adesso? Chiarimenti aveva chiesto al segretario il consigliere Milazzo, la quale ha ribadito che, pur essendo una presa d'atto,
si doveva comunque votare. Invece c'era qualcuno, come la dirigente del servizio tributi, che diceva che essendo una presa d'atto poteva essere anche negativa e quindi si poteva passare eventualmente alla votazione delle tariffe, cosa che naturalmente il Consiglio Comunale non ha fatto. A questo punto la segretaria ha detto che farà comunicazione dell'avvenuta bocciatura del PEF, considerato che il servizio comunque deve essere pagato per intero. 700.000 euro non inseriti nel PEF dovranno comunque essere pagati e quindi diventeranno debiti fuori bilancio, e qualcuno dice che ci potrebbe essere anche la possibilità di un danno erariale. Ma queste sono questioni che arriveranno in seguito. Anche il bilancio 2024 dovrà essere fatto con il vecchio PEF e quindi avrà 700.000 euro in meno. Alla luce di questo voto si amplia di più il solco che c'è tra una parte dell'opposizione intransigente e l'amministrazione comunale. Per la cronaca, il sindaco Palumbo durante la seduta ha presentato la nuova assessore Carmen Loperesti, che ha preso il posto del dimissionario Antonio Liotta. All'inizio di seduta è stato ricordato con un minuto di silenzio Paolo Borsellino e la sua scorta nell'anniversario della strage di Via D'Amelio. A Borsellino e Falcone, infatti, è intitolata l'Aula Consiliare del Comune di Favara. Un nuovo spettacolo è stato presentato ieri all'Ostellai di Agrigento, è una performance della Savatteri Production, una cena abbinata allo spettacolo basato sulle nostre origini siciliane per attirare più turisti. Ce ne parla il collega Cairone. Antonio Alba e Simona Frenna hanno fatto rinascere un luogo davvero magico per chi ama la bellezza, nel cuore della Valle dei Templi. Parliamo dell'Ostellai, dove ieri sera è stata presentata la prima dello spettacolo Picciotti Show, dedicato alla Sicilia, con la regia di Marco Savatteri e un cast di giovani attori che ad ogni esibizione ricevono gli apprezzamenti del pubblico. L'Ostellai è diventato un sito di grande richiamo perché è possibile trascorrere nella location una serata all'insegna del bello e del gusto. Dicevamo della coppia che ha fatto rinascere la struttura. Lei, Simona Frenna, con un passato da attrice che l'ha vista a fianco di celebri personaggi dello spettacolo, e il marito Antonio Alba, un imprenditore dalle idee chiare che si è impegnato e si impegna ogni giorno per aumentare la permanenza dei turisti, perché il soggiorno di una sola notte ad Agrigento non può bastare. Da qui gli sforzi per continuare. Allora Simona, parliamo della novità che voi offrite a chi sceglie di trascorrere una serata in questa vostra magnifica location. Grazie, sì, dopo il successo del Simposio degli Dei abbiamo voluto offrire un'altra opportunità di vivere la Sicilia, un altro racconto, questa volta più popolare, più leggendario, sempre con la regia di Marco Savatteri e i performer della Savatteri Produzioni, perché si sono rivelati speciali e abbiamo avuto un successo straordinario che non ci aspettavamo, e quindi perché non offrire un'altra possibilità di vivere la nostra terra. Ecco, offrite anche da questa sera un menù diverso. Sì, assolutamente. La nostra caratteristica è proprio la cena spettacolo, quindi la cena abbinata allo spettacolo, mentre il simposio era tutto basato sul gioco dell'antica Grecia, sia come spettacolo che come cucina. Questa volta, avendo appunto un racconto più popolare, abbiamo deciso di abbinare un menù di cucina siciliana tipica, quella proprio che affonda le radici nelle nostre tradizioni più antiche. Ecco, benissimo, andiamo ad assaggiare lo spettacolo e il menù. Questa è l'esperienza che vogliamo far vivere al turista, assaporare la Sicilia da ogni punto di vista. La nostra speranza, che poi è più quella di mio marito, che è il visionario di questo progetto, è quello di permettere al turista di rimanere ad Agrigento. Agrigento non deve essere più una meta di sfuggita, deve essere invece al centro del viaggio, perché ci sono troppe cose belle da vivere ad Agrigento nella sua provincia, e quindi
quindi il turista deve venire, vivere diversi giorni e avere il tempo di vedere tutte le bellezze che noi possiamo offrire, perché sono tante. Per quanto vi riguarda ci state riuscendo? Ci stiamo riuscendo, ma c'è ancora tanto da fare, c'è da fare rete, noi facciamo più proposte possibili perché il nostro sogno è veramente quello. Sì, in parte ci stiamo riuscendo, però come dice sempre mio marito, c'è sempre da fare, si può fare sempre meglio e dobbiamo sempre guardare in alto. Picciotti Show, uno spettacolo dedicato alla Sicilia in questa meravigliosa location, stessi ragazzi del Simposio degli Dei. Questo è un Decameron tutto siciliano che vuole essere un'antologia per i turisti, ma anche per far riscoprire agli agrigentini la bellezza, la forza e i contrasti della nostra meravigliosa terra, questa maledetta e stupenda Sicilia. Le coreografie sono di Giovanni Geraci, la direzione vocale e corale di Giulia Marciante. I brani che abbiamo utilizzato, la maggior parte di essi, provengono da un disco meraviglioso di Francesco Giunta, un grande maestro, e poi abbiamo fatto tanti omaggi a tanti artisti siciliani. Le bellissime scenografie sono di Valerio Vella, che ci raggiunge con assistente Paolo Tuzzè, dico bene, e i costumi di Valentina Pollicino e naturalmente questi performer straordinari che ci seguono in ogni follia. Senza di Dio, come potessi fare? Amori, 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 non ci fanno tempesti a stutari st'amori. Ramuzzi profumati di sciuri, già nube per tu serrano lucari. Una viva mille cori, linea alla regia per la pubblicità. E si è svolto a Porto Empedocle il Memorial Andrea Camilleri, organizzato dall'associazione Oltrevigata Visit Agrigento, con il patrocinio del comune di Porto Empedocle. Le interviste del collega Angelo Augusto. 5 anni fa ci lasciava purtroppo il maestro Andrea Camilleri. Questa sera a Porto Empedocle, con una bella iniziativa itinerante per tutto il centro storico, l'avete ricordato. Com'è andata? Almeno per quello che ho potuto vedere è andata bene. Il percorso è piaciuto, è un percorso che noi facciamo regolarmente per i gruppi di turisti e per le scuole, ma quest'oggi aveva una veste particolare ed era perché è dedicata ad Andrea Camilleri, in modo particolare nel finale abbiamo proposto delle scene completamente inedite proprio per lui ed è stato sicuramente un buon percorso, è piaciuto e spero tanto di qui a breve poterne fare. Marcello Mina, Visita Agrigento ha promosso questa bella iniziativa che in buona sostanza raccoglie prima i bambini e poi gli adulti per un pomeriggio intero nel centro storico di Porto Empedocle. Di che si tratta e come nasce l'idea? Sì, allora nasce intanto dalla collaborazione con l'associazione Oltrevigata, con Oana, la scuola dell'infanzia e con il patrocinio del comune di Porto Empedocle. In questo momento si sta svolgendo appunto la lettura delle fiabe per bambini scritte proprio da Andrea Camilleri, grazie appunto alla scuola Oana, e poi a seguire ci sposteremo nella via Roma per accompagnare i partecipanti in questo spettacolo itinerante denominato Percorso d'inchiostro sulle orme del commissario Montalbano. Proviamo in poche battute a descrivere questa iniziativa che è stata patrocinata dal comune di Porto Empedocle, all'insegna ovviamente, nel ricordo del maestro Camilleri. C'è spazio per i bambini e poi tra un po' per gli adulti. 5 anni dalla morte del maestro Camilleri, le associazioni Oltrevigata e Visit Agrigento, nelle persone di Danilo Verruso e Marcello Mira, hanno
organizzato questa bellissima giornata piena di eventi tutti legati al maestro e devo dire che per la prima volta avviciniamo anche i bambini al maestro Camilleri, perché Oltrevigata fa percorsi di inchiostro, che ormai è una manifestazione seguitissima, che va a gonfie vele e ha sempre un grande richiamo, ma questa volta abbiamo voluto aggiungere qualcosa in più, le letture del maestro per i bambini, perché magari non si sa, non è così conosciuto, ma ha scritto anche delle fiabe per bambini. A leggere queste storie Oana, il giardino dell'infanzia, Eleonora Di Girgenti, è riuscita a coinvolgere i nostri bambini, i bambini della nostra Porta Empedocle, a far conoscere e avvicinare anche al passato le nuove generazioni. Proviamo a descrivere in 2 battute questa bella iniziativa, partendo dal maestro Camilleri. Non tutti sanno che scriveva anche fiabe, favole. Oggi questo confronto con i bambini che sono rimasti a bocca aperta praticamente. Io sono legatissima all'albo illustrato, per me è uno strumento di lavoro sicuramente, ma anche di relazione, ed è uno strumento che accende sempre la fantasia dei bambini, apre dei mondi incredibili. Andrea Camilleri ha scritto questi 2 racconti, uno autobiografico e una storia per i nipoti, che hanno quel sapore di Sicilia che dobbiamo continuare a raccontare ai bambini, quelle piccole parole in siciliano che rievocano mondi di infanzia, la campagna, il mare, i frutti, gli animali, e quindi leggerli in questa cornice meravigliosa che era la Torre di Carlo V per me è stato un piacere e un onore. Autonomia differenziata anche a Messina, si costituisce il comitato referendario, sentiamo i segretari della CGIL e della UIL. Anche a Messina la battaglia referendaria contro l'autonomia differenziata, la CGIL da sempre una posizione contraria, in questo percorso c'è anche la UIL. Sì, è una battaglia non soltanto della CGIL e della UIL, ma c'è un comitato nazionale promotore che abbiamo costituito anche a Messina, di cui fanno parte anche il PD, Movimento 5 Stelle, più Europa, Verdi, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Italiana e tantissime realtà associative messinesi. Al momento abbiamo raggruppato circa 30 sigle per dire no all'autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata è una legge Calderoli che spacca il Paese, che va contro i diritti sacrosanti sanciti dalla nostra Costituzione, come il diritto alla salute, come il diritto all'istruzione, il diritto alla mobilità. Noi crediamo che questa legge vada abrogata ed oggi parte anche a Messina la raccolta firme per raccogliere appunto 500.000 firme e arrivare poi in primavera a indire un referendum per abrogare questa legge. Noi riteniamo che, come dice il professor Vessi, la secessione dei ricchi, così come avverrà con questa legge, debba essere completamente smantellata e debellata. Noi raccoglieremo le firme, speriamo che i cittadini che noi incontreremo nei banchetti a partire già da domani durante il Pride, e poi domenica mattina saremo a Piazza del Popolo e domenica pomeriggio saremo a Torrefara a raccogliere le firme. Nei prossimi giorni stileremo un calendario che ovviamente renderemo pubblico affinché tutti i cittadini sappiano di che cosa parla l'autonomia differenziata, ma soprattutto devono firmare una battaglia di civiltà e una battaglia sociale. Noi diciamo no alla legge Calderoli, perché di questo si tratta, poi definita autonomia differenziata, perché è una legge che produrrà dei guasti pesantissimi per il nostro territorio, per il Mezzogiorno e quindi ovviamente per la Sicilia e Messina in particolare. Se già oggi, per esempio, la sanità, i trasporti, la scuola vivono gravi difficoltà per mancanza di finanziamenti, mancanza di risorse, domani, per come è approvata questa legge, rischiamo davvero di dover chiudere con quelli che sono i diritti fondamentali, la sanità universale e gratuita per tutti, una scuola pubblica. Siamo davvero al rischio di creare 2 Italie, un'Italia dei ricchi e un'Italia dei poveri, e oggettivamente dopo tutto quello che è successo nei nostri territori, dopo i diritti conquistati, questo si tratta di un pesantissimo arretramento sociale che non possiamo permetterci. Ecco perché noi ci appelliamo a tutti i cittadini, alle cittadine, al di là di quello che votano, del loro diciamo, credo politico, perché questo si tratta dell'ultima spiaggia, perché l'unico modo per abolire questa legge è il referendum appunto abrogativo, non ci sono altre vie. A causa di questa perdurante siccità in Sicilia, la vendemmia sarà compromessa. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. La campagna vitivinicola quest'anno, peggio di come sta andando, non può andare.
La siccità in Sicilia sta devastando l'agricoltura e gli allevamenti, non c'è più fieno, la produzione di frutta è in crisi, il settore agricolo in generale è segnato dall'assenza totale di acqua e anche la vendemmia rischia di subire un duro colpo. La vendemmia in Sicilia per il 2024 si presenta con un bilancio contrastante, fortemente segnato dalle condizioni climatiche avverse e dalle difficoltà nella gestione delle risorse idriche. La CIA Sicilia Occidentale ha delineato un quadro complesso. Mentre alcune aree della provincia di Trapani e Palermo possono aspettarsi una raccolta di qualità, altre zone come l'Areale Mazzarese stanno affrontando perdite drammatiche che oscillano fra il 50 e il 70%. Camillo Pugliesi, presidente della CIA Agricoltori Sicilia Occidentale, ha spiegato che nonostante un leggero miglioramento della qualità delle uve rispetto allo scorso anno, la siccità continua a rappresentare una grave minaccia. In alcune aree la situazione è stata mitigata dall'utilizzo di laghetti privati e riserve idriche limitate, ma i vigneti che dipendono dalla diga Trinità Castelvetrano sono in gravissima difficoltà. Nel territorio di Castelvetrano c'è stata un'alluvione nel periodo di aprile. L'acqua che è caduta poteva servire per accumulare l'acqua all'interno della diga. Ahimè, purtroppo l'acqua è stata versata a mare, lasciando centinaia di aziende agricole senza acqua sufficiente. La nostra priorità, afferma Pugliesi, è aprire una discussione su soluzioni strutturali come l'uso, per esempio, delle acque reflue per l'irrigazione agricola e la realizzazione di nuovi pozzi e laghetti aziendali. L'assessorato sta lavorando su queste misure con fondi del PSR per evitare che migliaia di ettari restino senza irrigazione. Matteo Paladino, vicepresidente della CIA, sottolinea invece che l'irrigazione di soccorso fornita dal consorzio di bonifica è solo un palliativo. C'è rabbia e frustrazione, dice. Il risultato è che oggi ci ritroviamo con una diga praticamente vuota, una siccità che dura da 1 anno e mezzo e i nostri vigneti sono secchi. Chiediamo alla politica che si interessi di questo territorio. Secondo l'autorità di bacino del distretto idrografico regionale, nei bacini isolani i milioni di metri cubi utilizzabili sono solo 121 su un totale attuale di 267 milioni. Con una diminuzione del 21% rispetto al mese precedente. Per fronteggiare i danni causati dalla siccità, la regione siciliana ha già approvato un bonus fieno, per esempio, per gli allevatori con uno stanziamento di 20 milioni di euro. Questo provvedimento, annunciato dal presidente Renato Schifani, interessa 5.000 aziende con un totale di 200.000 capi di bestiame. Gli allevatori riceveranno infatti 70 milioni di chili di fieno con quantità assegnate in base alla gravità dei danni subiti. La regione, ha affermato Schifani, continua ad essere vicina al settore della zootecnica in un momento particolarmente critico. Ai 10 milioni stanziati inizialmente ne sono stati aggiunti altri 10 e nei prossimi giorni l'assessorato dell'agricoltura pubblicherà il bando che stanzia 15 milioni di euro per finanziare interventi infrastrutturali e per fronteggiare la siccità. Le graduatorie per il bonus fieno sono in corso di pubblicazione sul portale della stessa regione siciliana con elenchi trasmessi dei centri di assistenza agricola che indicano la quantità di foraggio assegnata a ciascun allevatore. Presentata stamani alla stampa la nuova società di calcio denominata Castrum, dopo aver rilevato il titolo di Serie D dal Canicattì Calcio. Giuseppe Moscato ha seguito la conferenza stampa. È stata presentata oggi alla stampa e alla città la nuova società ASD Castrum Favara che disputerà il campionato di Serie D. La società prende origini dalla Pro Favara dopo aver rilevato il titolo nel campionato di Serie D dal Canicattì e ha la sua nuova sede a Castrofilippo, da qui la nuova denominazione Castrum Favara. E proprio nella presentazione erano presenti i sindaci delle due città,
Palumbo e Baio, naturalmente con tutto lo staff dirigenziale e tecnico della società pronta a partire in questo difficile ma importante campionato di Serie D. Presente anche il presidente onorario della Lega Sicola, l'ingegnere Santino Lopresti, il nuovo allenatore Pietro Infantino, tutto lo staff tecnico e tanti tifosi che sicuramente sono pronti a sostenere i colori giallo-blu. La squadra naturalmente giocherà tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri di Favara ed è pronta ad organizzarsi. L'organico è già in fase di costituzione grazie al lavoro del direttore sportivo, il riconfermato Tino Longo, e poi tutto lo staff dirigenziale e amministrativo pronto a far bene. Sarà sicuramente un campionato bellissimo, come è stato ripetuto più volte, ci sono ben 12 squadre siciliane. C'è anche la Regina che vanta illustri trascorsi anche in Serie A. Ma sentiamo i due presidenti, ovvero Rino Castronovo e Salvatore Marrone, unitamente al nuovo tecnico Pietro Infantino. Sarà una squadra, stanno lavorando il direttore sportivo con il mister Cusumano e Capodice, lo staff tecnico stanno lavorando abbastanza bene, siamo in direzione d'arrivo, abbiamo già qualche conferma come La Piana, Scuffia, si sta lavorando, stiamo lavorando bene. Qual è la vostra prospettiva? Quale sarà il vostro campionato? Ma noi speriamo sempre di fare il meglio possibile, vediamo, è un campionato anomalo, difficile, ci sono tante squadre importanti. Ben 12 siciliani. 12 siciliani, c'è la Regina che ha giocato in Serie A, insomma una bella situazione. Il Rino quest'anno ha voluto la mia presenza a suo fianco, perché diciamo è un campionato per noi, ci facciamo come la prima volta, quindi cercheremo di fare del nostro meglio. La nostra missione è di soddisfare i tifosi, la cittadinanza di Favara. Abbiamo pure un presidente onorario che ha detto tocca pensare. Che Castrum Favara sarà? Allora, intanto per quest'anno cercheremo di fare un campionato di tranquillità, con una salvezza certa, ci divertiremo. Già hanno allestito una squadra diciamo, abbastanza competitiva e poi non ci poniamo limiti ovviamente, ma il nostro obiettivo quest'anno è fare un campionato di serenità. Ecco. Ma innanzitutto ringrazio la società per questa opportunità di far parte di questo progetto importante. Sicuramente Favara era da tanto tempo che non era in questa categoria, è una categoria difficile, una categoria che ci saranno tanti derby con squadre blasonate, però noi dobbiamo fare la nostra strada e dimostrare che il Favara non ha niente di meno di altre squadre o di altre città. Che squadra sarà Castrum Favara? Ma sarà una squadra che farà rispettare, sicuramente sarà una squadra aggressiva, una squadra che, come piace a me, che lotta su tutti i palloni. Una squadra che avrà una sua identità, sempre rispettando gli avversari, però noi faremo la nostra strada e avremo un modo di stare in campo che la gente deve essere orgogliosa dei ragazzi e orgogliosa di quello che si fa in campo. Un organico che si sta costruendo giorno dopo giorno, qualche conferma ma soprattutto tanti nuovi ingressi. Ma abbiamo cercato di tenere dei ragazzi che poi hanno fatto altre scelte, abbiamo tenuto gente che ha voluto partecipare a questo progetto, verranno altri giocatori che io conosco, giocatori che hanno tante partite in Serie D, un campionato diverso dall'eccellenza e credo che stiamo costruendo soprattutto un gruppo coeso, abbiamo scelto giocatori che conosciamo sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto dei comportamenti, sotto l'aspetto umano e soprattutto hanno delle qualità che sono funzionali a un mio idea di gioco. Oggi l'approccio con la città, la presentazione ufficiale, che impressione? Ma l'impressione al primo impatto è molto positiva, tanta gente alla presentazione, c'è tanta curiosità,
mi hanno investito di molta responsabilità e me la prendo con tanto piacere, perché quando ci sono tante aspettative significa che la società ha scelto un allenatore che ha un suo carattere, un suo modo di essere, una sua esperienza in queste categorie, e faremo di tutto e farò di tutto che queste attese vengano rinforzate da quello che vedranno. Bene, vi ricordiamo che domani, domenica 21 luglio, si apre la stagione estiva del Teatro dell'Efebo del Libero Consorzio di Agrigento con la rappresentazione teatrale L'Antigone di Sofrocle. I biglietti si potranno acquistare presso il box office o presso il sito www.giardinoefebo.it. E questo è tutto per TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili sul canale nazionale 268 del digitale terrestre, il TG alle ore 15, alle ore 20 e replica la mattina alle 9 su Video Sicilia LCN 93 e inoltre in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.